Presso la Biblioteca Comunale di Agrigento Franco La Rocca si è svolto un primo incontro di presentazione del SUE, sportello unico per l'edilizia, alla presenza dei componenti degli ordini professionali, quello degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi, del Collegio dei Geometri, dei tecnici del Comune e della Soprintendenza di Agrigento. Al tavolo dei relatori il vice sindaco Elisa Pirone, dirigente comunale, l'ingegnere Principato, Salvo Finocchiaro dell'azienda che ha prodotto Urbis, quindi la piattaforma che ospita il SUE in formato digitale raggiungibile nell'area dedicata sull'home page del sito istituzionale del Comune di Agrigento. Nel corso della riunione era anche presente il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, Giuseppe Grimaldi. Possiamo parlare oggi di una svolta epocale per il lavoro dei professionisti, ma anche per il riscontro che il nostro lavoro e le influenze che avrà sui nostri assistiti, sui nostri clienti. Il SUE, sin dal nostro insediamento dal Consiglio, il Presidente Cimino e tutto il Consiglio ha immediatamente incontrato l'ufficio urbanistica, l'assessore all'urbanistica, l'assessore Virone, il sindaco, insomma abbiamo fatto diversi incontri proprio perché l'attivazione del SUE per noi era un punto di partenza imprescindibile per migliorare la qualità del nostro lavoro, migliorare la qualità della vita degli agrigentini, migliorare la qualità del lavoro anche dei nostri colleghi che lavorano presso l'ufficio tecnico. È una svolta epocale perché ci viene consegnato uno strumento che ci consentirà direttamente online di procedere alla presentazione dei progetti, monitorare, quindi tracciare in tempo reale il procedimento, a chi è stato assegnato, se ci sono difficoltà, se ci sono integrazioni da fare e, cosa fondamentale, il rapporto con tutti gli altri enti, quindi soprintendenza, forestale eccetera eccetera, saranno al completo appannaggio del comune, saranno gli uffici comunali che si dovranno appunto confrontare con gli uffici periferici per il rilascio dei nulla osta propedeutici appunto al rilascio dei titoli abilitativi. È un processo che vede dare avvio ad una integrale digitalizzazione del sistema di gestione delle pratiche di edilizia privata e che quindi sarà una considerevole economizzazione non solo in termini di tempo ma anche di qualità della propria attività. Noi avremo una vera e propria scrivania virtuale che metteremo a disposizione di ciascun professionista esterno che avrà la possibilità di gestire le proprie pratiche attraverso una vera e propria postazione dinamica da casa, dal proprio studio professionale, che gli permetterà di interagire con l'ufficio urbanistica, in questo caso con il servizio edilizia privata, con un considerevole, risparmio di tempo, ma soprattutto con un efficientamento del processo, una contrazione dei tempi e anche una considerevole riduzione della necessità di fare accesso fisico presso gli uffici, a garanzia anche di una migliore qualità del lavoro degli uffici, a garanzia anche di una migliore e maggiore ottimizzazione dei processi.